oggi è la giornata nazionale del Banco Alimentare, si fa la colletta, ecco, voi avete deciso di partecipare a questa iniziativa. Sì, per la grazia di Dio ogni anno si fa la raccolta nazionale dei banchi alimentari e noi come Chiesa Evangelica di Porto Empedocle pure ci diamo da fare per partecipare a questo evento straordinario, per andare incontro a persone che sono veramente nel bisogno e quindi non solo parole ma fatti. Ci fu una volta un uomo di Dio che disse all'altro uomo: parla più forte perché le tue azioni non mi fanno ascoltare le tue parole. Quindi è bello parlare, predicare, ma pure nei fatti. E per la grazia di Dio noi come Chiesa ci impegniamo per la raccolta del Banco Nazionale, per il Banco Alimentare, la raccolta nazionale, per la grazia di Dio. E poi come Chiesa pure 2 volte a mese distribuiamo pure il Banco Alimentari alle persone che sono nel bisogno. Quindi siamo molto impegnati nel sociale, come dico sempre, azione, non solo parola. La parola deve corrispondere con l'azione, perché la parola senza azione è nulla, quindi la parola prende forza quando c'è l'azione. E quindi per la grazia di Dio sia io che mia sorella che è il pastore, Come tua sorella è Brigida, no? Sì, mia sorella è Brigida Giardina, una sorella molto impegnata pure nel sociale, assieme siamo impegnati nel sociale e quindi ci dedichiamo totalmente 24 ore su 24 al servizio del prossimo, servendo Dio e servendo il prossimo, perché non possiamo, questo è molto importante precisarlo, sottolinearlo, non possiamo dire di servire Dio che non vediamo se non serviamo il prossimo che vediamo. Quindi il servizio a Dio deve essere riflesso nel servizio al prossimo e quindi noi ci dedichiamo 24 su 24 al servizio di Dio, sia predicando la parola di Dio, pregando per le persone, eppure con il Banco Alimentare andando incontro ai bisogni, per quanto c'è possibile, chiaramente andando incontro ai bisogni delle persone. E questo oggi è un giorno speciale, particolare, perché è una raccolta nazionale, quindi tutta l'Italia siamo impegnati a questa raccolta per andare incontro ai bisogni. La gente sta collaborando, no? Sì, sì, grazie a Dio si dica quello che si dica di Porto Empedocle, però la gente di Porto Empedocle, senza togliere nulla agli altri paesi, chiaramente, con tutto il rispetto, l'Empedocrine è molto generosa, quindi sì, la gente sta collaborando, siamo qua dalla stamattina dalle 8:30 e saremo fino a stasera alle 8 e sì, vediamo un certo riscontro da parte delle persone. E la cosa che un po' mi tocca è il fatto che vedo pure persone che a loro volta sono nel bisogno e collaborano e danno. E questo è bello. E questo è molto bello, questo mi fa riflettere molto. Persone che sono, io che conosco, chiaramente ci conosciamo nella cittadinanza di Porto Empedocle, e vedo pure persone che sono anche loro nel bisogno e nonostante anche loro collaborano e questo è meraviglioso. Ricordiamo così, giusto per chiudere l'intervista, che voi avete una sede a Porto Empedocle, magari chi si vuole avvicinare, dove siete esattamente? Allora, noi siamo esattamente in via Napoli e a Piano Lanterna 43-45, quindi tutte le persone che sono veramente nel bisogno, perché chiaramente ci devono essere dei requisiti che attestano che le persone sono nel bisogno, possono avvicinare per quanto c'è possibile, veniamo incontro ai loro bisogni per quanto riguarda il banco alimentare. E poi, indipendentemente da questo, pure noi come Chiesa, andiamo incontro a persone che magari hanno bisogno di vestiti, e poi facciamo pure assistenza di ascolto, anche di ascolto. Ascoltiamo le persone, perché ci sono molte persone che hanno bisogno di essere ascoltate e molte persone, questo potrà sembrare anche un discorso astratto che non lo è assolutamente, molte persone che hanno bisogno di preghiere, perché noi crediamo in un Dio che opera, che fa segni, miracoli e prodigi come li faceva 2000 anni fa, continua a farli pure adesso.